Un nuovo colpo di scena nel mercato del Napoli che coinvolge Victor Osimhen sta facendo scalpore. L'attaccante, attualmente in prestito al Galatasaray, sembra aver preso una decisione che ha smosso i retroscena del calcio europeo. Lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento su questa telenovela che promette di scaldarsi ancora di più quest'estate. Victor Osimhen, il centravanti nigeriano ancora legato al Napoli, avrebbe rifiutato un'importante offerta del Manchester United, club disposto a pagare una cifra vicina ai 75 milioni di euro di clausola rescissoria. Secondo Armando Areniello, giornalista di 7Gold e Tribuna.com, la decisione del giocatore ha suscitato il malumore di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che sperava in un accordo vantaggioso durante la finestra di trasferimento. L'Osimhen vuole rimanere al Galatasaray fino alla fine della stagione. Si trova bene in Turchia, dove è idolatrato dai tifosi e si è distinto come figura centrale della squadra. Questo, però, non era quello che De Laurentiis si aspettava. Visto l'interesse di grandi club come il Manchester United, ha sottolineato Areniello. Nonostante questo rifiuto, il futuro di Osimhen sembra lontano dalla Turchia. In estate il mercato si preannuncia movimentato per l'attaccante, con colossi europei come Chelsea e Paris Saint-Germain pronti ad entrare nella mischia. L'assalto dei Red Devils è stato rimandato all'estate, ma Chelsea e PSG sono già nel radar del giocatore, che cerca un progetto sportivo di grande ambizione, ha spiegato il giornalista. Il Napoli, dal canto suo, sta già valutando le alternative sul mercato degli attaccanti, preparandosi a possibili partenze importanti a luglio. Il prossimo capitolo di questa telenovela deve ancora arrivare e le prossime settimane saranno cruciali per definire il percorso del giocatore che rimane uno dei nomi più ambiti del calcio europeo. Pensate che il Napoli debba insistere per tenere Osimhen o che sia arrivato il momento di cercare un nuovo talento? Lasciate la vostra opinione nei commenti e restate sintonizzati per altre notizie esclusive sul mercato.